Prendo così che così. Ecco, grazie ancora anche da parte mia. Io credo che sia stato, come ha già ben detto peraltro il collega Fasoli, un momento, quello di stamattina, in cui abbiamo ascoltato non solo l'esperienza dei colleghi che sono qui vicini e che appartengono diciamo che ci hanno spiegato come nelle loro regioni si è attivato in modo diverso, ma assolutamente direi utile ed efficace anche per la nostra volontà di meglio coordinare la progettualità nell'ambito appunto di una sicurezza che ha e che necessita, come ha ben detto Fasoli all'inizio di questa giornata, di partire dal presupposto di avere prima di tutto un tessuto sano. Quindi noi oggi, non a caso, insieme ad altre regioni d'Italia, ci preoccupiamo di capire come riuscire a promuovere una cultura della legalità e vi faccio osservare che oltretutto larga parte delle regioni italiane hanno legiferato su questo esattamente nel 2011. Andando venerdì a scorrere una serie di leggi che sono state promulgate dalle regioni italiane nel 2011, quest'anno è stato l'anno nella quale maggiormente gli ambiti regionali hanno inteso promuovere a diverso titolo, con leggi anche molto diverse l'una dall'altra, in alcuni casi, soprattutto nelle regioni del sud, ma non solo, si è andati molto oltre naturalmente, perché il problema lì è già radicato e molto grave e quindi evidentemente si vanno a fare norme anche a tutela di coloro che dalla mafia sono stati violentemente colpiti. In particolare la Calabria quest'anno ha emanato una norma che dà addirittura priorità nell'ambito degli appalti pubblici alle aziende di qualsiasi natura e tipo che abbiano subito attacchi di mafiosi, quindi che abbiano avuto leso il proprio patrimonio da parte appunto della stessa mafia. Diceva qualcuno, e in particolare il dottor Terzo stamattina, che la nostra realtà per certi aspetti non ha visto, come dire, ancora un radicamento così evidente e violento, ma è un radicamento che anche per le ragioni già espresse praticamente da tutti ci invita ad avere una guardia molto alta. Perché il radicamento appunto è quello di inserirsi in una società in forte crisi, ma una società sostanzialmente ricca, quindi che parte dai presupposti della ricchezza e non dai presupposti della povertà come larga parte invece del meridione, e che viene intaccata nei modi che abbiamo visto e sentito attraverso non solo l'usura, che è stata invece l'origine dei grandi mali soprattutto per le aziende del sud, ma anche con il sistema della contaminazione, ovvero sia l'azienda mafia si inserisce nel nord andando a fare due azioni, due interventi focali. Il primo andando a supplire alle carenze di un sistema economico, e qui la politica è fondamentale perché non possiamo dimenticare come gli stessi enti pubblici abbiano purtroppo allentato eccessivamente la garanzia di quel diritto a cui faceva stamattina riferimento Don Tellatin, e cioè si sia permessa di non pagare, creando insolvenze, con tutto quello che questo significa, con l'esposizione naturalmente di queste aziende al sistema mafioso e alla contaminazione di un inquinamento davvero grave. E dall'altra non possiamo nasconderci che noi abbiamo allentato probabilmente troppo nel corso degli ultimi anni. La legge a cui faceva riferimento prima l'assessore Giorgetti, non so se è ancora qui o se se n'è andato, è una legge del 2002, è una legge che effettivamente, come dire, ha nel suo articolato la promozione della legalità con alcune, modalità che credo vadano obiettivamente aggiornate e riviste, ma è una legge che ci siamo permessi di non finanziare più. 2010, 2011 e 2012 vedono 0 euro su quella stessa legge, e quindi abbiamo obiettivamente abbassato la guardia, e lo abbiamo abbassato anche perché io credo si è partiti dalla presunzione sempre sbagliata, a maggior ragione quando non si vuol vedere, insomma, la presunzione di dire abbiamo una realtà di lavoratori, un tessuto sano, questo è un tessuto che da solo saprà respingere le mafie.
Ebbene, non è così, perché lo dicevano molto bene i relatori di stamattina. Mi piace citare sia Romani che Dontellatin, i quali dicevano: dobbiamo passare dall'antimafia dei delitti all'antimafia dei diritti e doveri. E dobbiamo fare in modo che il diritto sia quello a una risposta efficace da parte delle istituzioni, trasparente, partecipativa, democratica. Ed è vero che la democrazia è qualcosa alla quale dobbiamo appenderci. Alla fine del mio intervento vorrò leggervi una frase di una figura che ho voluto ricordare anche durante i 150 anni della nostra nazione, che è Tina Anselmi, che ha fatto parte della Commissione Antimafia negli anni 81-82, e dove già allora si manifestavano germi che oggi sono molto più visibili, purtroppo ai noi, indifferentemente in tutto il panorama territoriale italiano. Venerdì, perché è così, quando vai all'ospedale vedi tutti i malati e quando vai in una scuola vedi tutti a studiare, diceva qualcuno, è vero, venerdì mi è capitato di sedere accanto a un consigliere comunale di Bordighera. È una delle cittadine bellissime sulla riviera Ligure che sono state commissariate in base all'articolo 143 della legge 267. Sono oltre 200 i comuni italiani che sono stati commissariati a partire dagli anni 2000 a oggi per infiltrazioni mafiose, con un'accelerazione negli ultimi anni purtroppo che ha riguardato il nord. E lei mi diceva una cosa che mi ha fatto venire i brividi e mi ha fatto capire quanto fragile è la nostra società invece, quanto investimento c'è da fare in termini di promozione della legalità e soprattutto di promozione dell'antimafia mentale, che cancella quello che voi dicevate molto bene stamattina, tutti quei meccanismi di sudditanza, quei monopoli, quelle corporazioni, quell'inchino, insomma, per dirlo ormai in un termine che c'è stato usuale nel corso della mattinata. Questa signora mi diceva: io guardi, ho 2 figli e non avrei mai pensato di avere naturalmente la scorta. Lei è stata un consigliere, non so se l'unico perché non ho informazioni così importanti, ma sicuramente una di quelle che, come dire, con la sua azione, con il suo intervento di denuncia ha portato al commissariamento del comune. E mette: ma la cosa che mi fa più male, lei nel corso degli ultimi mesi ha, come dire, perso, come dire, il sonno, e quindi non è una persona che evidentemente sta bene in una situazione di questo genere, ma lei dice: guardi, la cosa che mi fa più male è il fatto che la gente della mia città, non dico non dovesse ringraziarmi, ma in molti casi lasciamo perdere, come dire, la parte, diciamo, che addirittura mi tira i limoni quando transito, no? Ma c'è qualcuno, anche il mio negoziante di fiducia, che mi dice: ma sa che lei ha fatto perdere immagine alla nostra città? No? Fa riflettere questo, io credo, perché non è che possiamo occuparci del superfluo, noi dobbiamo occuparci della sostanza, noi dobbiamo garantire, e le istituzioni pubbliche, così lasciate a se stesse, così fragili, no? Diventano anche loro, purtroppo, l'elemento di congiunzione di coloro i quali invece utilizzano quel fiume di denaro di cui si è parlato per riuscire, come dire, a rendere più morbido un territorio. E poi diceva qualcuno: facciamo leggi vicine e comprensibili. È un bel invito questo, Roberto, io credo che dovremmo tenerlo in considerazione. Mi è venuto in mente, non so se sia un po' spropositata l'esemplificazione, ma quando c'è stata negli anni 20 in America la legge sul proibizionismo, c'è stata la stura all'invasione mafiosa. È come se avessero attivato la mafia. Di un certo Alfonso Caponi, in arte Al Capone, in America l'hanno chiamato così, il quale tra l'altro veniva descritto per tutti gli anni dal 20 al 30 dagli stessi giornali di Chicago e di gran parte dell'America come persona munifica e benefattore perché spandeva e dava molto persino nel sociale, no? E però chi ha bloccato Al Capone?
lo hanno bloccato le leggi fiscali e finanziarie, a dire come l'intervento debba essere sempre a 360 gradi, come noi non si possa semplicemente pensare di risolvere un problema di queste dimensioni agendo su una o due o tre leve. Qui le leve da azionare sono tantissime, anche per questo abbiamo ritenuto come Partito Democratico che questa cosa non si poteva fare da soli, non era corretto fare un progetto di legge e metterlo sul tavolo. Era giusto coinvolgere tutti gli attori interessati a questa vicenda e soprattutto fare una legge di coordinamento regionale. Lo dicevano molto bene i colleghi prima dell'Emilia Romagna e della Lombardia, l'importanza quindi di non solo legiferare, ma attraverso queste leggi come dire, permetterci di monitorare, di verificare e, perché no, di andare a migliorare laddove si vede che ancora il margine è alto. Molto utili, sono lunghissime le considerazioni che vorrei fare, non le faccio per questa ragione perché è molto tardi, le faremo in un secondo momento cercando di stendere il documento più esteso possibile dal punto di vista delle opportunità e delle previsioni. Molto interessante la questione relativa alle società collegate con le regioni, non solo la regione quindi che con il codice degli appalti si è occupata e giustamente di mettere in campo con le altre realtà strutturate del Veneto per esempio la tracciabilità dei flussi, l'obbligo dei bonifici e quindi la tessera di riconoscimento per esempio nei cantieri, ma anche di fare ugualmente quello che per esempio oggi si fa fare ai subappalti, che prima invece non avveniva, ai subappaltatori, lo si faccia anche con le società collegate della regione del Veneto, che sono numerosissime, che muovono una quantità enorme di denaro e quindi a nostra volta, come dire, si proceda con questa attenzione, con questa raffinatezza. Nel massimo ribasso, diceva Carrai, c'è anche una delle ragioni per cui la mafia trova spazio negli appalti, è vero, perché ovvio che chi non vuole guadagnare, non ha necessità di guadagnare, vuole solo riciclare e far diventare il denaro sporco denaro pulito, non gli interessa guadagnare, anzi forse è anche più interessato se, come dire, ci rimette qualcosa. E quindi tornando appunto al principio che ha generato l'azione di Don Milani, insomma come quella di Ciotti e di tutti coloro che lavorano in Libera, come avviso pubblico, insomma è di tutta evidenza che noi chiederemo alla Regione del Veneto di scrivere di mettere la propria firma ad avviso pubblico. Non è solo, come dire, questione di immagine è proprio una questione di affiancamento e anche, se mi permettete, grazie Dario, e anche, se mi permettete, di impegno per se stessi, a tutto tondo, insomma, su tutti i piani nei quali si va ad operare. Ecco, penso che l'attività, per esempio, che ha svolto anche la Regione Emilia-Romagna, supplendo alle carenze dello Stato, lo vogliamo dire, insomma, la rappresentanza del SCIULP, ma anche quella di stamane del dottor Terzo, ci ha messo in evidenza come ci sia bisogno di una giustizia giusta, e la giustizia giusta non si possa pensare di avere se non si interviene offrendo a questi servitori dello Stato la possibilità di utilizzare gli stessi strumenti in termini qualitativi di quelli che usa la mafia, altrimenti è veramente nascondersi dietro un dito e la Regione del Veneto non può stare a guardare. Non può stare a guardare. Il Tribunale delle Imprese è una bella iniziativa, non so come intenderà portarlo avanti il governo Monti, è una grande e importante iniziativa. Per il Veneto può essere addirittura la risoluzione di un sacco di problemi che vedono oggi un allungarsi pazzesco delle pratiche con la necessità per molti di andare altrove, perché non hanno garanzia di certezza appunto di quel diritto di cui abbiamo accennato ora. Chiudo, non voglio stancarvi, voglio solo leggervi una frase che ha detto appunto Tina Anselmi, perché mi piace davvero molto, e dice al termine appunto della sua relazione antimafia: basta che una sola singola persona che ci governa le istituzioni sia ricattata o ricattabile
perché la democrazia in Italia sia a rischio. Ecco, io penso che sia profondamente vero, che ciascuno di noi abbia un ruolo e faccia una parte non marginale e che perciò stesso questo intervento, questa azione collettiva debba vederci assieme per riuscire a risolvere un problema che altrimenti può diventare il problema più grave che vi sia mai stato in questa Repubblica. Grazie.